Sindaco, in vista della prossima manifestazione del 25 che si svolgerà ad Agrigento, promossa dalla Chiesa, a cui hanno aderito anche tantissime sigle sindacali, commerciali, oggi viene il viceministro Cancellieri. Ecco, una casualità? Non credo che sia una casualità, è un blocco sociale che mi pare stia dando i suoi primi frutti, cioè aprire un'interlocuzione seria con il governo del Paese. Non ci si deve fermare qui, perché se diventa il sogno di mezz'estate l'iniziativa del blocco sociale, noi dietro l'angolo avremo le solite sorprese, cioè una disattenzione totale sui temi veri del territorio. Quindi le strade continueranno a essere colabrodo, non continueremo ad avere le infrastrutture minime che ci sono nel resto del Paese. Non è una rivendicazione territoriale fine a se stessa, ma è una constatazione di fatto che tutti quanti quotidianamente registriamo. Allora bisogna andare avanti, si apra sì l'interlocuzione, ma si vada oltre, per cui il 25 tutti in piazza per far sentire il grido di una grande esigenza che il nostro territorio ha. Perché noi abbiamo un'emergenza che è quella di uscire da questo isolamento geografico che è gravissimo e abbiamo bisogno di un collegamento veloce di 18 km per arrivare a Ribera, perché questo ci consente di raggiungere il primo ospedale e di mettere in rete l'economia del nostro territorio con la costa. Quindi abbiamo l'urgenza che venga al più presto realizzata una bretella di collegamento tra la 118 e la 115, perché la nostra gente deve avere garantiti i diritti fondamentali che sono la salute e il diritto alla mobilità. Senza le strade non si può avere sviluppo, non si può avere il diritto alla salute e una qualità della vita decorosa, per cui è chiaro che noi di questo ne facciamo una priorità, perché ne vale anche della messa in sicurezza di un intero territorio, perché io non sono in grado di garantire nemmeno la protezione civile, perché se non abbiamo la possibilità di fare arrivare un ammalato con un'ambulanza in modo decoroso al primo pronto soccorso, è chiaro che la nostra qualità della vita è scadente e che non siamo nelle condizioni di garantire i diritti primari, anche i soccorsi in caso di una necessità, di un bisogno di protezione civile. Noi siamo emarginati e isolati e questo è accaduto più volte. Ormai non abbiamo la luce che se ne va in continuazione. E quindi il giorno della vigilia dell'Epifania le nostre famiglie hanno avuto le feste guastate, con tutti i danni anche per quanto riguarda l'economia dei ristoranti, della gente che doveva festeggiare battesimi, compleanni. Siamo rimasti al buio, per esempio, dalle 10 fino alle 2 meno un quarto di notte. Un sud del sud, e di questo sud noi siamo l'isola, ecco, perché ormai le nostre donne per partorire debbono affittarsi anche un B&B oppure l'albergo, andare in albergo, perché bisogna partorire o a Palermo o a Sciacca. Noi siamo peggio dell'isola di Lampedusa e allora diciamo basta. Il nostro comune, come tantissimi, ma il nostro proprio dell'entroterra, ritengo sia tra i comuni più svantaggiati. Questa strada, la 189 Agrigento-Palermo, che poi diventa 121, ormai è insopportabile, inaccettabile, tutti questi semafori. I lavori che vanno a rilentissimo. Ho fatto questo percorso giorni fa su una strada di 50 km dove insistono i lavori, c'erano presenti 2 escavatori, un mini escavatore e uno medio e 3 operai. Penso io, ma si può ancora aspettare tanto dopo i danni che ci sono stati? E allora intanto per quanto riguarda i disagi per chi viaggia, io penso a quelle che vivono queste cose. Poi penso a tutte le attività produttive che ci sono nella zona, dove il danno ormai è irreversibile. Penso anche alle imprese subappaltatrici che ancora devono essere pagate. Se così si fosse comportata, un'impresa siciliana oggi si griderebbe alla mafia, si griderebbe alla mafia. Lo fa un'impresa del nord, tutto viene subito.